Ci sono 3 volte che veniamo a Bassano perché noi siamo di Lecco e l'abbiamo sempre trovato chiuso. Finalmente oggi è aperto. Complimenti, e l'hanno fatto anche molto bene. È un bel lavoro, sono contento perché hanno fatto un bel lavoro. Non mi piace tanto, dico la verità. Speravo in pietra, Saiso e avanti. Questo è proprio, non dice niente, anzi toglie qualcosa. Molto bello e tanta gente si festeggia. Era ora e sembra più grande, perché senza le impalcature sembra più grande, e speriamo che resti così per qualche anno adesso. Siamo venuti apposta da Chioggia a fare il giro proprio per l'inaugurazione del ponte, per vedere l'opera del Palladio messa a nuovo. Bene, faccio parte anch'io del gruppo, siamo molto contenti di essere qua. Siamo partiti da Chioggia, un percorso abbastanza impegnativo, la giornata, il tempo ha tenuto, quindi siamo felicissimi di essere qui. Era ora, erano 7 anni che aspettavamo, sì o no? Dai, bellissima, bellissima, eccezionale. Il ponte sembra più grande e dopo ritrovarsi un po' con gli amici, stando sempre attenti purtroppo appunto sempre mascherina. Aspetta che rimetto su che adesso... Comunque sì, stando attenti a mascherina, però è bello rivedere un po' di vita finalmente, e il ponte è il ponte. Il ponte è una botta di vita per tutta Bassano, per tutti i bassanesi, e oltre che una botta di vita è anche un colpo d'occhio. Bellissimo, sembra più grande, sembra più grande. No, in modo bello anche questo qua in mezzo, stupendo, ma io ci passo tutte le mattine. Sono nata qui, per cui il ponte è anche mio.